Allora, eccoci rientrati in studio. Prego. Che quell'area di inquinamento che abbiamo segnato precedentemente... Possiamo farli vedere, la cartina sì, ce l'abbiamo. Non è tutta. Per esempio il Po è inquinato, certo, perché è stato scoperto, prima di risalire a quella fonte, certo, ecco, si è scoperto che il Po era inquinato dalla stessa sostanza. Ma il Po non ha pochi collegamenti, o credo che non abbia collegamenti con le vie d'acqua che portano quel tipo di inquinamento. Allora da dove viene questa cosa? C'è qualcosa? Veniva dalla Solvay e questi dalla Solvay. Dalla Solvay Solexix. Sono dati del 2006 ufficiali, ma i monitoraggi sono antecedenti. E quindi avevamo un altro polo. Peraltro queste sostanze si trovano anche nel Lazio, ok? E in Toscana, in Toscana, ci sono altre, esatto. Guardi, la interrompo un attimo perché ne abbiamo parlato appunto sempre con Vincenzo Ristaino, abbiamo parlato anche di quelli che sono i sistemi che sta utilizzando la Miteni, che ha messo in atto la Miteni nel 2009. Ecco qua, ascoltiamo. Limiti per quanto riguarda lo scarico, limiti per quanto riguarda altri tipi di attività allo stato attuale non sono stati fissati come aspetto normativo. Le richieste ai ministeri sono state fatte più di una volta e purtroppo da questo punto di vista qua non abbiamo avuto un adeguato supporto, insomma. Allora, diciamo che la Miteni nel momento in cui ha avuto conoscenza e consapevolezza della presenza di queste sostanze, pur non essendoci dei limiti anche per quanto riguarda le attività di bonifica, ha aperto un procedimento di bonifica a tutti gli effetti, dandone comunicazione al Comune, alla Provincia, all'ARPA, alla Regione e alla Prefettura, e attivando tutta una serie di misure di messa in sicurezza. Attualmente queste misure di messa in sicurezza corrispondono all'esistenza nella zona contaminata nel sottosuolo della Miteni di un sistema di pozzi che fanno da barriera idraulica, che poi vengono rifiltrati. Questo sistema ritengo debba essere ancora potenziato perché allo stato attuale non dà dei risultati adeguati. Per quanto riguarda invece lo scarico produttivo dell'azienda, l'azienda ha eliminato, da quello che a me risulta, dal ciclo produttivo le sostanze più pericolose, il PFOS e il PFOA, sostanze a 8 atomi che pare che sono quelle un pochettino più sotto indagine. La produzione però continua con quelle a 4 atomi, PFBS, PFBA, sono sostanze a 4 atomi che ovviamente loro continuano ad avere nel ciclo produttivo e quindi nel loro scarico. Io credo che ci sia una situazione abbastanza diffusa in Italia, abbiamo in particolare dei punti abbastanza rilevanti in Piemonte. C'è un'azienda, la Solvay, che è stata particolarmente interessata dai colleghi del Piemonte su questa questione. Ci sono anche delle situazioni critiche, da quello che a me risulta, anche in Lombardia, ma questo è disponibile anche attraverso lo studio del CNR, perché lo studio ha riguardato tutto l'Italia. Dei valori forse leggermente più bassi riguardano anche la zona della Toscana, nella zona se non sbaglio proprio la zona dell'Arno, del Conciario in generale. Ecco, allora, professor Conte, è una situazione abbastanza che non interessa dunque solo il Veneto, appunto come si diceva nel Po, il Piemonte è stato interessato, insomma una cosa piuttosto diffusa. E questo, ecco, da quanto tempo è che si controllano queste sostanze? Perché prima avevamo gli strumenti. Si controllano da qualche anno, però le tecnologie analitiche a disposizione non erano quelle che sono a disposizione attualmente. Noi utilizziamo, perché gentilmente ci fanno le analisi, uno strumento acquistato da Acque del Chiampo, no? Che è uno strumento che è un gas cromatografo liquido-liquido con doppio quadrupolo, che un gruppo universitario non si potrebbe mai permettere perché costa sui 350 e 400 mila euro, quindi anche le capacità, perché non dimentichiamo che quando andiamo a vedere i nanogrammi, quindi sono i miliardesimi di grammo, cioè sono cose che una volta non si riusciva ad arrivare a questo livello di determinazione, e adesso andiamo a questo livello e anche con accuratezze e precisioni che sono elevate, quindi abbiamo anche dei numeri che hanno un senso completamente diverso dei numeri che giravano una volta, insomma.
Certo, allora abbiamo un telespettatore in linea, iniziamo a dare voce anche ai nostri telespettatori. Buonasera, il suo nome e da dove chiama? Sì, buonasera. Buonasera, prego, il suo nome e da dove chiama? Sì, sono Boscagini Pier Giorgio, chiamo la Colonia Veneta, sono uno dei coordinatori del... Prego, dovrebbe abbassare l'audio del televisore, penso. Scusi un attimo. Facciamo questa operazione. Fatto. Prego. Sono uno dei coordinatori del coordinamento Acqua Libera da FAS. Sì. Volevo segnalare che il primo che ha lanciato l'allarme è stato il dottor Vincenzo Cordiano. Sì. Poi non vorrei che si dimenticasse che questo inquinamento è quarantennale, quindi è indispensabile fare un'indagine epidemiologica per capire quali tipi di malattie e cosa dovremmo andare incontro. E questo fino adesso la Regione non l'ha recepito. Un biomonitoraggio non mi dice niente, mi dice solo che mi trovo le sostanze nel sangue. E poi qual è il passo successivo? Dovremmo anche adottare dei provvedimenti se queste sostanze, come ha già acclarato anche l'Istituto Superiore di Sanità, prendendo per buone il caso della DuPont, dove lì sono stati testati 69.000 cittadini su 70.000 inquinati, non 600 come in Veneto. E quindi lei dice sono riscontrati dei valori di malattie che in aumento rispetto ad altri stati che non erano stati coinvolti da questa contaminazione. E questo che chiediamo, oltre a chiedere che i nostri acquedotti vengano spostati e che prendano acque pulite, perché non si può dire che un'acqua è potabile quando la devi filtrare e magari diluire per renderla potabile. Cos'è potabile? Un'acqua potabile non deve avere sostanze chimiche dentro. Benissimo, grazie. Abbiamo anche il signor Roberto. Buonasera signor Roberto, lei chiama da? Dalla provincia di Venezia. Prego signor Roberto, buonasera. Ho soltanto una semplice domanda. Mi scusi che un attimo che ha aperto il volume del telefono. Sì. Ho una semplice domanda da fare. Prego signor Roberto. Come si può pretendere che un governo che per la stragrande maggioranza è formato da corrotti, collusi con la mafia, già condannati e passati in giudicato oppure indagati, a livello nazionale, perché non solo al governo centrale ma anche a livello locale, il Mose di Venezia ne è un esempio, come si può pretendere che un paese governato da gente del genere possa non avere quel merdaio di inquinamento che ha l'Italia? Come si può pretendere che un paese governato da gente del genere possa non avere questa invasione di clandestini? Come si può pretendere che un paese governato da gente del genere possa non avere una mega evasione fiscale che tra evasione, elusione e corruzione a noi tutti costa 1.300 miliardi l'anno? Abbiamo capito perfettamente la sua posizione, signor Roberto. Buonasera a lei. Buonasera. Effettivamente il signor Roberto ha messo un po' il dito sulla piaga, la corruzione, abbiamo visto il malaffare. La situazione dell'inquinamento poi è sempre purtroppo legata a doppio filo con il malaffare e con la mafia. Prima, quando appunto leggevamo il titolo della trasmissione, Veneto, terra dei fuochi, ma terra dei fuochi che cos'è? È stato il guadagno per anni della camorra. E noi oggi ci troviamo con un'indagine in atto per cosa? Per inquinamento sotto l'autostrada Valdastico Sud, perché hanno nascosto inquinanti, pare cromo esavalente, quindi questi sostanze altamente cancerogene, questi scarti di acciaierie, di fonderia, le hanno nascoste sotto le autostrade. Allora siamo sempre alle solite, purtroppo nella malavita soprattutto, una mano lava l'altra veramente, e allora ci troviamo costruttori senza scrupoli, criminali senza scrupoli, imprenditori senza scrupoli che prendono questi agenti inquinanti, non sanno come dove smaltirli e li vanno a mettere sotto le autostrade. Allora
E questo succede Valdastico Sud, non è che succede, ho sentito dire che è successo al Polo Nord, cioè magari l'abbiamo presa tutti quell'autostrada e questi giorni qua stiamo parlando. Allora la politica prima di tutto deve pensare all'interesse del cittadino, alla salute dei cittadini e alla sicurezza. La sicurezza non vuol dire solamente la sicurezza come viene intesa normalmente dai cittadini, la polizia eccetera. La sicurezza è poter bere l'acqua e sapere che non sarò avvelenato, mangiare dei cibi e stare tranquillo, vivere sicuro in casa mia ha un significato molto più ampio oggi. E oggi quindi d'accordo con quello che diceva il telespettatore, il primo telespettatore che diceva non possiamo dire che l'acqua è potabile se devo aggiungerci, devo filtrarla. Esatto, e poi io vorrei ricordare quanto ho detto giustamente prima. A me fa piacere venire a conoscenza, non conoscevo questi regolamenti per le materie che devono essere importate, è tutto molto bello, è tutto molto giusto, però se poi facciamo il referendum sull'acqua nel 2011, il 97% degli italiani votano a favore e poi la politica si gira dall'altra parte e fa quello che vuole, è bellissimo fare regolamenti, ma poi bisogna applicarli, seguirli, dare voce ai cittadini ed essere coerenti. E soprattutto chi sbaglia paga, perché se no ad oggi chi sbaglia dice vabbè non lo sapevo, vi chiedo scusa. In Italia funziona che chi fa il buco più grande meno paga, senza andare molto lontano, l'abbiamo visto con le banche, quindi adesso bisogna iniziare a fermarsi tutti e dire ok, fino a ieri è stato così, ma domani va bene regole più ferree, è giusto che ci siano, ma bisogna farle rispettare. Questa azienda io posso capire che oggi si sia messa in regola e che oggi funzioni bene, parliamo della Miteni per gli sversamenti, ma vorrei vedere che non sia così. È ovvio che si deve mettere... parlava di un inquinamento ma noi dobbiamo guardare anche a quello che ha combinato prima, non è che passata 60, la festa 70, gabbato lo santo, come si suol dire. Cioè, posso fare una precisazione? Che la Miteni ha fatto altri episodi di inquinamento, di cui uno proprio studiato bene dall'ARPAV nel 1977, quindi non ieri, e c'era stata anche la procura che aveva indagato e peraltro noi chiederemo anche l'accesso a tutti quei dati che sono stati comunque archiviati, sono in archivio. E all'epoca si chiamava Rimar, quindi dal 1966 è sempre lei, cioè ha semplicemente cambiato nome, ok? E adesso si chiama Miteni SPA, però è sempre lei, è sempre lì in quel posto lì. E pensate che l'inquinamento del 1977 ha seguito lo stesso plume, come abbiamo visto quel braccio verso est dei famosi 18 km, arrivando fino a Vicenza. E ARPAV stessa dichiarò che era sempre la Miteni, quindi lo si sa dal 1977, non è che abbiamo scoperto l'acqua. Ecco, oggi la proprietà della Miteni è un mistero, è un mistero. Dovrebbe essere tedesca. Un'azienda tedesca? No, in realtà non è, no, ne abbiamo parlato anche oggi col procuratore quando abbiamo depositato l'esposto in procura, eravamo proprio con... E non si sa con chi si ha a che fare? L'avvocato Bortolotto e l'avvocato Destro hanno fatto degli studi approfonditi e in realtà completamente non si sa la proprietà. Quindi addirittura la consigliera dei 5 Stelle di Montecchiomaggiore ha interpellato i consiglieri 5 Stelle, o consiglieri, non so come, diciamo gli europarlamentari per chiedere anche informazioni, quindi voglio dire c'è stata anche tutta una richiesta di dati in maniera ufficiale, ecco. Voglio dire, gli avvocati si sono mossi, si è chiesto agli europarlamentari e ancora non si sa. Ancora non si sa, avvocato Tirapelle. È possibile? Ci sarà una... lavorando fonti aperte, banche dati, come le misure camerali, credo che quello l'abbiamo già fatto, l'avvocato l'abbiamo già fatto. No, lo immagino. Le scatole cinesi si chiamano. Immagino. Scatole cinesi. E ancora... Allora professore... Sì, ma rispondendo al discorso che la richiesta che aveva fatto, c'è un tempo di accumulo di questo prodotto, quindi anche in fase infinitesimale, se non riusciamo a smaltirlo si accumula e quindi aumenta il rischio di patologie importanti. Poi queste patologie non compaiono immediatamente, hanno un tempo di evoluzione, per cui diciamo dal momento in cui io ricevo la sostanza tossica e si accumula, al momento in cui compare la patologia possono passare diversi anni e forse anche qualche decennio, l'abbiamo visto con, per esempio con l'amianto. Io faccio
memoria che l'amianto serviva per esempio a filtrare il vino, cioè i filtri del vino venivano fatti con l'amianto e quindi avevamo vino con residui ovviamente di amianto, perché questo aveva delle caratteristiche, purificava il vino. Questo, scusi. Anche l'integrazione degli acquedotti? Sì, ma per esempio i tubi di acquedotti sono cemento e amianto. E allora come mai, se è per aria, può essere tossico, può essere cancerogeno, e invece se è dentro un tubo dell'acqua non succede niente? Questo sarebbe tutto da vedere, e soprattutto abbiamo visto che occorrono degli strumenti molto costosi, ma siccome il danno è ancora più costoso, perché quando io ho una persona che 10, 100, 1000 persone malate di cancro ha un costo per la società molto elevato, è bene che costituiamo, vista l'evoluzione rapida della tecnologia, che costituiamo dei centri di controllo che si controlli quello che si sta facendo, non a venire a scoprire dopo, a distanza di anni, avendo poi delle tragedie familiari o delle tragedie di questo tipo. Teniamo presente che in questo momento 400.000 veneti sono a rischio, vuol dire che siamo all'8% della popolazione, è una cosa fuori misura. Fosse successo in America sarebbe successo un disastro, e ne abbiamo contezza anche per alcuni film che sono usciti. Certo. Prima di far intervenire Jacopo Berti, abbiamo estrapolato proprio un pezzetto del film del caso Eric Brockovich. Sentiamo proprio la fase del processo. Bene, ho davanti a me una querela da parte dei residenti di Hinckley, California, che hanno intentato una causa contro la Pacific Gas and Electric per danni, spese mediche e traumi personali dovuti alla contaminazione delle falde idriche nella loro zona da parte dell'imputato. E ho qui 84 proposte di annullamento e obiezioni addotte dai legali della PG&E che attaccano ad una la validità dei capi della querela. Ho riesaminato attentamente tutte le informazioni e sono pronto a esporre la mia decisione. Prima di farlo, qualcuno di voi desidera aggiungere qualcosa? No, vostro onore. No, vostro onore. Molto bene. Nel caso querelanti di Hinckley, California contro la Pacific Gas and Electric, questa Corte ordina che tutte le 84 proposte di annullamento e obiezioni siano respinte. E i motivi alla base dell'azione contro la PG&E sono accolti. Inoltre, a titolo personale, quale attuale residente di Basto che si trova non lontano da Hinckley, sono turbato dall'ampia e circostanziata documentazione che dimostra che non solo è stato usato il cromo esavalente, ma che i vostri clienti hanno addirittura mandato ai residenti dei dépliant dicendo loro che faceva bene. Dite ai vostri clienti che si va in giudizio. Allora, ecco. Questo spezzone cade proprio perfetto per quello che volevo dire, perché parlavamo della Miteni, parlavamo sì, ma cosa succede? Ma parliamo allora, qui vanno in giudizio e succede questo. E poi da noi cosa succede? Che l'amministratore delegato fino a poco tempo fa della Miteni è lo stesso che ad oggi è imputato a Pescara, sempre per sversamenti ed inquinamento di sostanze chimiche nell'acqua, ed è stato condannato a 2 anni dal tribunale, 2 anni di reclusione dal Tribunale di Alessandria, perché presso la Solvay, questa azienda di cui parlavo prima, aveva inquinato con sostanze al fluoro di nuovo le falde acquifere. E noi cosa facciamo? Lo mettiamo amministratore delegato della Miteni. Allora, sono queste le follie italiane che vanno bloccate, perché se tu sei imputato per inquinamento da una parte, hai 2 anni di condanna dall'altra parte, ma tu l'acqua, ma neanche in bottiglia devi vederla più. Altro che fare l'amministratore delegato della Miteni, ma di cosa stiamo parlando? Allora, dobbiamo partire da questo, da una normalizzazione del sistema, perché noi guardiamo questo film e diciamo, ah, che carino questo film, che bello. Ok, che bello, facciamolo anche noi adesso. Cioè adesso dobbiamo capire, hai sversato, hai sbagliato, hai fatto una grandissima stupidaggine, tu non vedrai mai più un'azienda che fa prodotti chimici e che può sversare l'acqua. Cioè, ma è una cosa talmente ovvia e normale che non penso che andrebbe nemmeno detta qua tra di noi, perché è il buon senso. Eppure in Italia questo si è girato tra le aziende.
Non è possibile, è successo quello che dicevamo prima, va bene, ma da adesso basta, siamo qui apposta per cambiare il corso degli eventi e far partire una nuova stagione dove finalmente, se uno sbaglia, deve pagare. Ricordiamo che anche a Roma, fino a poco tempo fa, a Montecitorio, al Senato avevamo un problema per certi versi analogo, no? Quindi i nostri amministratori sono... o no? O no? Ieri abbiamo votato una decadenza di Galan proprio tornando a Assessore Zambona, prima di andare in pubblicità. Volevo sottolineare una questione che si riallaccia un po' anche a quello che ha descritto il dottore Staino, che ringrazio, mi fa piacere rivederlo qui perché ha collaborato con noi nella prima fase certo, lui è stato direttore anche a Vicenza e ci ha sostenuto parecchio e ha risposto a tutti i nostri quesiti con prontezza. Ecco. Diciamo che ARPA e la sezione sanità della regione sono state le parti più attive, diciamo, a livello enti che abbiamo notato. Ecco, adesso bisogna concretizzare, però c'è bisogno di concretizzare. Ecco, adesso, la concretizzazione si fa anche con la politica soprattutto. Ecco, noi non abbiamo visto altrettanta celerità nelle risposte dalle ULSS purtroppo e soprattutto da regione e ministeri. Ecco. E soprattutto abbiamo scritto ai ministeri della salute e dell'ambiente ancora nel 2014 per avere indicazioni riguardo agli alimenti già da allora, come dovevate comportarvi. Diciamo che la questione acquedotti era più o meno sotto controllo, quindi abbiamo detto adesso concentriamoci su questo aspetto. Ecco, nel 2014 abbiamo chiesto informazioni, abbiamo saputo a gennaio di questa febbraio che è tutto da rifare adesso. Sì, hanno detto che... diciamo lo studio sugli alimenti, per cui siamo ancora qui in attesa di distanza di 2 anni. Ecco, inoltre 10 sindaci si sono messi assieme a ottobre dell'anno scorso per chiedere al Ministero dell'Ambiente di far rispettare la legge, cioè far ripristinare lo stato originario dell'ambiente e far pagare chi ha inquinato. Questo in sostanza quello che richiedevano 10 sindaci. Tutte queste domande non hanno ricevuto alcuna risposta. Ecco, non ci è stato detto siamo in attesa di studio, non ci è stato detto non è nostra competenza, non ci è stato proprio risposto. Ecco, adesso a Sarego è stata fatta un'ordinanza a suo tempo per i pozzi privati che ha stabilito, diciamo, ci ha costretti a chiudere 3/4 dei pozzi. Ecco, in qualche assemblea pubblica ho sentito dire sì, ma le ordinanze che importanza hanno alla fine se uno... L'importanza dell'ordinanza è notevole. A noi questa ordinanza è costata 1 milione di euro. È costata avere i cittadini che venivano in municipio a chiedere ma io cosa devo fare? Non ho più l'acqua. Ecco, è costata l'estensione dell'acquedotto. L'estensione dell'acquedotto appunto, i cui lavori non sono ancora completati perché adesso stiamo allacciando 2 pozzi tra di loro e il futuro ci vedrà costretti ad allacciarci a un pozzo pulito lontano dalla zona. Certo, insomma, ormai la falda è rovinata. Professor Conte, prima di andare in pubblicità, quanto tempo potrà servire ancora da adesso per arrivare a una situazione accettabile? No, tirar via tutto non sarà possibile. Bisogna avere attenzioni superiori che non succedano sversamenti. Attenzioni superiori, per esempio, che anche i fanghi, ma è un'indicazione che ha dato anche l'Istituto Superiore della Sanità, che non vengano usati come amendanti in agricoltura fanghi che provengono da impianti di depurazione, insomma, quelle attenzioni che possono portare il tutto sotto, cioè a un livello di accettabile, però non la soluzione, il tendere a zero, una cosa che non è possibile. Comunque, per quanto riguarda gli enti acquedottistici, ho visto sempre una grande attenzione da parte di CVS, da parte di Acque Veronesi, di Acque del Chiampo, perché fin dai primi attimi siamo stati coinvolti. Certo, quindi bene. Subito per buoni attivi. Sì. E allora andiamo in pubblicità, quando rientriamo parleremo ancora di rifiuti, ma parleremo anche di pozzi, di petrolio e anche di trivelle. Dopo la pubblicità, tra poco.